vi do un grande abbraccio dalla chiesa. Vedete la chiesa con i monumenti ai caduti in guerra, veramente bella sta chiesa, 2 Carrare. Dai che vi do un grande abbraccio. Ciao Massimo, sei speciale, grazie di rispondermi sempre. Ciao Francesco Marchiori, sei speciale, grazie anche a te di rispondermi sempre. Anche te Durval, grazie di cuore di rispondermi sempre. Angela Birba del fan club del Veneto di Pietro Galassi, un grande sul ballo rissio, una voce melodica unica, un artista completo, testi, musica, tutto, e dalla Spezia, Liguria. Grande Pietro, ti saluto con tutti i tuoi fans, e anche te Antonio, il dottore da Scafati, Filippo Colinari, Mauro, Riccardo, Anna, Tonio, e tutti voi amici, tutti voi numeri 1, anche se mi dimentico qualcuno, scusate, ma il mio cuore batte forte per tutti voi speciali super numero 1, da 2 Carrare della chiesa, un grande abbraccio e continuiamo la nostra ripresa.
che meraviglia. Come si chiama questo castello qua? Castello del Cataio. Del Cataio? Cataio. Cataio. Castello del Cataio. Sì. Siamo a Battaglia Terme? Battaglia Terme. Battaglia Terme. Mi fa tirare giù un attimo così? Sì. Che bello. Volevo sempre... Se vuole quella scena lì ci puoi, da dove ci sono le altre, qua sulla sinistra. Va bene, ma pure mi porta via. No, io la porto via, mi metto io. Ma vuole che c'è il castello? No, verrò un giorno con la mia moglie. Adesso solo devo fare un giro in bicicletta. Tiro giù tanto un attimo la panoramica, che bello. Vedete? Che meraviglia. Guardate che parco meraviglioso. Vedete? Che stupendo. Bello, bello, dai, eh. Non ho parole. Grazie, Sara. Troppo gentile. Grazie, sai. Madonna, vengo qui. Merita. Grazie a lei. vedete, è attraversata dal Bacchiglione. Bacchiglione, signore, vero? Questo Battaglia Terme è attraversata dal Bacchiglione, vedete?
stanno facendo anche dei lavori. Intravedete la chiesa, vedete? E noi ritorniamo. Occhio e via.
Prendiamo la bici e la passiamo di là. Mettiamo gli occhiali dentro sul zaino. E noi riprendiamo la scalata. Monte Castello, vedete la ferrovia, guardate che meraviglia, il Duomo, bello bello dai.
Massimo, Francesco, Durval, Angela Birba, Monselice. Siamo sopra il Monterico, quasi. Bello, bello, dai. Una meraviglia.
Siamo sopra il Monte Rico, siamo a 400 metri di altitudine. Vedete Monte Castello in fondo? Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Vedete Monselice da sopra. Abbiamo la Madonna, vedete, abbiamo la Madonna che ci aiuta sempre, che ci protegge, la Madonna è sempre con noi, vedete, Monte Rico, per me una delle più belle meraviglie di Colli Ugani, Monte Rico, veramente una delle più belle bellezze. Lo so, ma non disturbo nessuno io. È sempre un grande piacere farlo in bici, una grande soddisfazione. Vedete la Madonna? Vi mando un abbraccio a tutti voi amici, appassionati, che mi volete bene. Da Massimo, speciale, da Francesco, da Durval, da Angela Birba, del Fans Club di Pietro Galassi, un grande, Mauro, Riccardo, Anna, Tonio, il dottore da Scafati e Filippo Colinari, che te lo dico ancora una volta, vai a vedere e rispondami del tuo pezzettino che ho messo dal Monte della Madonna. Se segui le mie riprese, tutte, senti cosa che dico. Sono sopra il Monte Rico, te la dedico a te Filippo Colinari, a te Massimo, a te Francesco, a te Durval, a te Angela Birba, a te Antonio il dottore da Scafati, a te Mauro, Riccardo, Tonio, Anna e Filippo Colinari ancora. Ricordatelo, vai a vedere, tutti voi, e se mi dimentico qualcuno, tutti voi numeri uno, vi voglio bene con tutto il mio cuore, grande. Monte Rico a Monselice è una bellezza unica, una meraviglia di Colli Ugani. Penso che i signori avranno fatto tante volte delle salite sui Colli Ugani, forse è la più bella questa. Vedete, risponde anche un signore qua, ha detto che è bellissima, come che vi ho ripetuto io, è bellissima. Adesso facciamo la discesa e ancora una volta chiediamo grazie a Dio e alla Madonna che ci protegge. Dal Monte Rico ancora, con l'ultima panoramica di Monselice, a 400 metri di altitudine siamo, bellissima, la faccio sempre volentieri, anche se è sempre da soffrire su salite che non vanno mai sotto il 18%, con punte del 20%, bello, dai, che merita.
vedete, Quadrivio Monte Castello, bivio Crinate Nord, tornante Q203, Casa Rossa a metri 2,58 qua. Vedete, sentiero del Monte Ricco e Monte Castello. Il Monte Castello dov'è? Il Monte Castello deve essere quello lì in fondo, vero? In centro, che Monte Castello qual è? E poi mette il quadrino del Monte Castello. Di modo che questa è la salita più dura, dai, per andare su per il Monte Ricco, giusto? Sì. Questa è la più bella, dai. Io pensavo che fosse quella è la rocca allora. Non è anche il castello, che c'è anche il castello per andare su. Non è che c'è il castello. Dai, cosa? Vieni qua. Vieni qua per piacere. No, resta là. Che vengo su io un attimo. Resta là. Che mi fai un grande piacere. Tieni un attimo la bici, che saluto tutti i miei amici appassionati che mi seguono su YouTube. Vai a vedere Renato Zilio che te su YouTube. Vai a vedere Renato Zilio su YouTube. Vieni qua là. Poi mettiti anche di qua, anche se non vieni, non importa, mi saluto tutti i miei amici. Ecco. Vi mando un grande abbraccio dal filmatore Renato Zilio. Guarda me. Ah sì sì. E un grande abbraccio dal filmatore Renato Zilio. Siamo vicini al Monte Castello andando giù. Ciao Massimo, sei un numero uno speciale, mi rispondi sempre. Anche te Francesco, Angela Birba e tutti i fan club del Veneto. Un grande bacione a tutti voi, anche a te Mauro, Riccardo, Anna, Tonio e Antonio il dottore da Scafati, Filippo Colinari. Ancora di nuovo Angela Birba, grande del fans club del Veneto di Pietro Galassi, un numero uno del Ballo Lisio, una voce melodica unica, un artista completo, e dalla Spezia a Liguria. Testi, musica, tutto scrive, un fenomeno. E tutti voi amici, se dimentico qualcuno, con tutto il mio cuore. Adesso vi saluta un grande amico. A tutti voi che lo faccio vedere, vi saluta di persona. Vieni di qua. Salutami tutti il mio sito e vai su Renato Zilio su YouTube. Saluta tutti i miei amici. Un amico, un appassionato che dal Monte Ricco l'ho trovato. Ricordati, YouTube Renato Zilio, 3.500.000 persone in Italia, anche tutto l'estero, il mondo, non solo l'Italia, dalla Spagna al Portogallo. Vai a vedere tutti i miei siti di bicicletta e vai a vedere la transumanza di Asiago 2018. 3 anni fa ho 1.233.000. Vai a vedere una cosa incredibile, vai a vedere. E tutte quelle che metto io, tutte le feste della festa italiana. Ciao.
guardate la rocca, vedete la rocca? Rocca o Monte Castello, come volete chiamarlo, che sopra c'è il centurione. Bello bello, dai, che merda. Panorama fantastico, l'autunno. Oggi dovessimo avere 18 novembre. È stata una bella giornata, dai. Dopo la tregua dirà quanti giorni che pioveva. Bello bello bello. Bello bello, dai. Facciamo l'ultimo pezzo e poi andiamo.
Ciao Massimo, sei speciale. Grazie di esistere. Angela, Francesco, tutti. Un grande bacio dalla Rocca Monselice. Ciao a tutti, grazie col mio cuore. Ciao, grazie.